Scusa, Bastiano Delai, prego. Poi si preparino Michele Tordo, Giorgio Burrai e Franco Doneddu. Ma in effetti sono questi 25 anni che sono passati dalla mia chiusura del rapporto rivendicativo, chiamiamolo così, in campo regionale e in campo nazionale. In qualche modo la nascita di questo grave problema abitese li ha rivitalizzati tutti. Ahimè, per ricordarmi una cosa, io allora facevo le grandi battaglie e il 5 febbraio del 1993 misi sotto inchiesta l'intera sanità sarda. È un dato storico che potete ritracciare anche negli archivi dei giornali. Misi sotto inchiesta questo perché non ascoltava nessuno e mirava a non ascoltarlo ulteriormente, cioè a fare di testa propria. Allora, a un certo punto, visto il dato che a perdere era il cittadino comune, sollevammo le popolazioni e alla Camera di Commercio di Nuoro chiamai gli stati dirigenti di tutte le USL di allora, USL della Sardegna, a fianco un assessore intimidita dal potentato politico regionale, si impegnò a cambiare il sistema. 6 mesi dopo quell'assessore venne fatto fuori dagli stessi che l'avevano voluta. Si trattava, per nome e cognome e per correttezza, perché era soggetto pubblico, si trattava della dottoressa Marisa Marrusu. Un paio di mesi di assessorato, ha tentato di cambiare le cose in assessorato e l'hanno buttata via. Perché cito questa cosa? Ma non è così per fare storia, perché ovviamente se sono stato stimolato da questa attività che stiamo svolgendo a favore dei cittadini e vicino ai cittadini da metà febbraio ad oggi, non è stato un caso. Ho rivisto tutto il mio percorso da ex sindacalista nazionale fino ad oggi. L'ho rivisto, questo è gravissimo, guardate. Cioè questa cosa che si ripete ancora una volta esattamente ciò che è successo. E allora, lì venne disatteso il popolo. Lì si disse che montavamo frottole, dati io ho fatto 5 processi per rivendicare queste cose, anche questi sono dati pubblici, per rivendicare queste cose e per risponderne, perché ovviamente mi attaccavano. Allora, quei 5 processi però hanno dimostrato l'esatto contrario, ma non sono serviti a far cambiare l'idea al potere politico. Bene, noi contestavamo ciò che avevano in mente questi ben pensanti della politica di allora, soprattutto regionale. Sapete cosa è successo? Allora, in quegli anni, anche questi dati alla mano, chi li vuol vedere, avevamo liste d'attesa in sanità bassissime, ma bassissime. Oggi abbiamo liste fino a 2 anni. Questo è il guadagno del popolo. Perché lo cito, torno indietro a noi. Perché di fatto ciò che alcuni stanno credendo che non arrecchi danno, di fatto il danno lo presenterà dopo. Difficilmente, hanno detto bene chi mi ha preceduto, sia Bustiani, Diego e gli altri, eccetera. Allora il danno, purtroppo per noi cittadini, non si evidenzia subito. Voi perché, giustamente come è stato detto, ci si presenta col classico cavallo di Troia. Direi, vabbè, non sottolineo, però di fatto ci si presenta ancora con quel cavallo. Oppure si invalida, ha detto bene il sindaco stasera, si invalida il potenziale intervento di un'amministrazione comunale andando a contattare in maniera chiaramente mafiosa, diciamolo a biti questo, che è successo, e se all'amministrazione comunale è arrivato tardivo, questo a me, credetemi, stasera spaventa ulteriormente sentire il sindaco Ciccolini affermare questo, o l'assessore all'ambiente Cristian. Mi spaventa, per carità, perché intanto mi viene da assolverli da qualche responsabilità che forse dentro di me iniziava ad attribuirgli anche personalmente, ma non assolvo il sistema. Cioè è possibile che qui si possa arrivare in un paese di neanche 3.000 anime, si possa arrivare, sobillare, ma te non lo potete fare che spronzi cosa. Lo possono fare anche per dirti che Antonio ce l'ha con te, che Giovanni non ti può vedere, che Antonio Maria invece domani magari ti bucherà la gomma della macchina. Cioè questo significa, ragazzi,
Noi siamo in una situazione metà differente, no? Cioè qui si è rischiato meglio, di innescare un conflitto sociale senza precedenti su una cosa che forse loro stessi sanno già che non potrà mai decollare. Giustamente anche questo, sono d'accordo con quanto ha detto il sindaco, insomma, ma è già morta sul nascere, cioè, come si fa ad attivare dove c'è un conflitto aperto? Insomma, chi su rischio, chi poi magari teniscono, minché tirano sui due principali, diciamola così. No? Allora, ciò che è accaduto ci chiama responsabilità a tutti. Ci chiama responsabilità a tutti per l'attentato. Ecco perché io non credo nelle alternative. Me lo consentirete, sono un cittadino di questo paese, aderisco e mi avete visto in pubblico, mi sono dichiarato una parte attiva del Comitato Santo Mazzeo, ma stasera sto parlando con Sebastiano Delai di Biti, operatore socioculturale a Biti e Aurune, che si è spaventato l'altra sera a Franco Zacrappa, dove eravamo presenti, bitesi eravamo 3, ma una persona mi ha detto: ma tu abbi pensas chi custoso a che tutto e a noi sì, non hanno nato chi non vanno di te biacchiere. Sapete, vedere questa persona, che tra l'altro era del mondo agropastorale, dire questo a me ha sconvolto. Ma come ta che si attentano a essere mere del suo destino suo? Ma commente? Non è possibile, non ha Bustianello. Questa è una poesia che ripete in continuazione perché è un dato terribilmente reale. Come ta chi usano essere mere in domo nostra? A noi scritto che facere, tu non che facere in buono o in male, ma non le narrare, che non sei in domo tua. Mi scuseranno alcuni del mondo agropastorale con i quali ho notato c'è stato qualche scontro anche sui social, non mio, perché io amo parlare in un certo modo, se la penso in una maniera la penso che è. Però ho notato alcuni scontri con delle affermazioni che invece ermetamente che si incannano, scusate, che non potete stare. Allora, l'affermazione è: io in domo, ecco, su chi mi pare te a te non te ne deve fottire nuda. Sbagliato. Vi ricordate il vecchio adagio? Attenzione, la tua libertà finisce nel momento stesso in cui valichi la mia, travalichi la mia. Quando tu è che pone su piede dei goi, sei anni e domo, sei in domo puro. Sei vivo, sei in terreno tuo, quando sei domo me pure in terreno tuo. Però attenzione, bisogna io pure. E tanto mi deve rispettare. Se non capiamo questo, continueremo. Mi è piaciuta la disquisizione di Vandelogu, ad esempio, che invece avevo notato più aggressivo l'altro giorno in una parte di social che ho letto, invece ci ha fornito una bella indicazione di come deve funzionare. Ma anche lì non è chiaro che tu cussa pala che si esponenne, certo non è quella di Gomorezza, non è quella di Franco Zacrappa, però di fatto è uno sistema che storranna su tempo di fazione, o non ne siamo abituati, non ci siamo accorti. Allora noi abbiamo dato una cosa in assemblea, abbiamo sentito dire da chi è intervenuto, soprattutto l'ha lanciato Bacchisio Bandino prima nel suo intervento video, ha detto: abbiamo il paesaggio è nostro, non l'abbiamo spruso, abbiamo su vento, non è spruso nostro, abbiamo su sole, tutte le cose decantate in tutto il mondo per dare da Sardegna, che non sei da Sardegna, sei da di queste cose, oggi non se ne può parlare più, che non sono sul nostro. Che uno deciditi o detto binni che canna prusinari e bustiano dell'AI, chiaramente hanno una cudoro, istin in un becolare, istin a chiuzzare, perché di questo bisogna parlare, istin a chiuzzare sul ministero eccetera, e poi passano le cose. Ma attenzione, non dimentichiamo, a nessuno soggetto politico il cittadino gli delega la piena potestà, ma assolutamente no. Su questo dobbiamo credere. A nessun soggetto politico. Mi scuseranno gli amici del comune che l'hanno dimostrato e lo sanno bene, il comune, la provincia, la regione, chi è che è? Il ministero. Ma chi l'ha detto che il pronunciamento del ministero chiuderà tutto? Assolutamente no, perché il pronunciamento autorizza, ma poi i cittadini, se riconoscono che c'è un danno ai loro interessi, ricorrono alla Corte di Giustizia e riescono ad abolire anche quello. E quindi ci sono strumenti, vale a dire che attenzione, questo fatto questo è che dobbiamo stare di voi, che siamo in bici, che siamo come tanto lenghe sempre issos, abbiamo fatto sempre così. Arriva a Fassione, va bene, negli anni 70, metà degli anni 70, i teacchete.
ha fatto un cabattuto, tutta la strumentazione vecchia della fabbrica di Bergamo, la strumentazione vecchia, dato di fatto, nessuno gliela controlla, la regione Sardegna paga, gli dà abbondanti miliardi di vecchie lire e fazione. A Beriti, come tutti schimoso, e consegna allo Stato decenni di cassa integrazione per tutti gli occupati. Quindi, oltre il danno, la beffa. Gli incendi boschivi, o sono qualche cosa che non che cuote. Quelli hanno mirato, non erano tutto ormai, no? A distruggere il nostro habitat, il nostro ambiente. Vi siete chiesti se si fanno analisi approfondite? Purtroppo mi capita di farle anche per altre cose a livello sociale. Provate a vedere dove sta andando il turismo sardo, cioè quello che non è più in Sardegna. Dove sta andando? Chissà perché, non va più in Romagna, ma manco per idea. Sta andando in Puglia, in parte della Campania e in buona parte della Calabria. Non può andare a nulla a questo punto. Ed è il nostro, era parte del turismo che le agenzie apposite, chi studia questa cosa, non era parte nostra. Questo che era narrare. Che sotto non c'è ancora il pastore che sta reanne a bigliessire la cervella verde, ma assolutamente no. E sotto ha bisogno custoso di suo cupuro e di custoso, ma poi non sono bruiane a sparter bellas, accidenti, e nessune, difficilmente, insomma, dai, va questo ponenne gioco in sitesinarata, i sarziate da voi da Sant'Elier, mi auguro che non lo facciano mai, ma mai i sapretta a Sant'Elier, i sapretta, chi sapruite bruiano so spino, chi ti adornano il paesaggio, ti bruiano a stanca, ti bruiano cuglio, ecco, cioè ci distruggono l'ambiente. Un ultimo, che noi si ammentiamo su questa cosa, sto per concludere, c'è il discorso dei trasporti. E te spara a voi, è preciso, sono tre cose. Ricordate, allora, partiamo dagli incendi, la piaga storica dopo la legge delle chiudende, va bene, quindi data dal 1822-23 in poi, però ieri aveva certo delle cose che potevamo vedere in altro modo, oggi no. Arriva l'industrializzazione, ti propongono l'industrializzazione per cambiare, lo sanno Nattugai, che stava arrivando il cambiamento, il suo cambiamento, Ottana è stato il vero cambiamento. Oggi Ottana, quanta gente ha fatto piangere? Vi siete accorti, per tornare a quel discorso che vi ho fatto della sanità di prima, 25 anni dopo, vi siete accorti ad esempio che i danni enormi nella zona di Ottana dei tumori, ho lavorato in quel settore, quindi so benissimo di che cosa parlo, i tumori che si sono sviluppati da Molì a tutto questa zona di cue, in tutto intorno, oggi sono un disastro, nella stessa Ottana, sono un disastro, ne valsa la candela alla fine, e chi te chiede questo semine, si piccano sui nari, non lasciano, su chi non lasciano, concludeva la consulta tempo fa, qualche giorno fa, la consulta regionale giuridica che ha partecipato ai nostri lavori la settimana scorsa diceva: guardate, noi abbiamo avuto la sfortuna di ricevere una pala che è caduta a terra nel nostro parco. Loro criticano anche perché è quello dove il faccendiere Flavio Carboni, è notizia generale, avete notato che è stato arrestato. Allora, quindi sono del Sulcis, della parte del Campidano. Bene, loro hanno preso questi pezzi di lamiera, la lamiera è riciclata, la lamiera era preverniciata in altri siti eccetera eccetera, riverniciata, rivenduta qui in Sardegna, ancora una volta e piazzata. Mini eolico, mini eolico, giusto per capire che su trucco non è solo su manno, sia chiaro. Allora io concludo dicendo, Sindaco, una cosa bella, intanto sottolineo davvero con grande soddisfazione questo momento democratico, come ho sottolineato il grande momento di sabato scorso. La gente che parla in genere è gente che insomma non farà certamente del male. Sostituimo io, da esempio, sono spalumbal mutas, questa è una terra cosa, spalumbal mutas. Ma attenzione, come noi vamos a usare queste ente, abbiamo spiegato in mano noi, ad esempio, che abbiamo aiutato noi, chi a forza di essere ingolito o di essere zita baudita, come ti messa bavrita pure. Quindi si è innalzato, siamo serviti almeno a quello, ce ne date teatro, siamo serviti almeno a quello come comitato, anche a tanto altro. Piccolo particolare, Sindaco, una cosettina da correggere: le osservazioni che sono state mandate sono state censite dai più alti esperti di ricorsi, quindi non è che siano
cosetta da buttare solo perché sono tutti uguali. Dentro quelle osservazioni, perché ci hanno suggerito quel metodo adottato nelle migliori rivendicazioni italiane, cioè parlo di Italia Nostra, parlo del WWF, dei magistrati che le hanno analizzate, eccetera, eccetera. Allora, lì abbiamo condensato tutto, poi giustamente aggiungi le tecniche, le aggiungete voi, sarà un gran bene, soprattutto perché vengono dall'amministrazione comunale, però sono tutte utilissime e dati storici di queste rivendicazioni dicono che sono utilissime. Io do un consiglio, il consiglio che io do è questo: non necessariamente dico che il nuovo deve passare sull'eolico e non deve passare neanche su questo, premesso che l'energia rinnovabile si presenta in 1000 sfaccettature. Pensate che da poco hanno sistemato un qualcosa, una macchina vibrante sulle onde marine e produce energia curcusu. Quindi ne stanno inventando di tutti i generi di qualità. La cosa importante invece è un'altra. Io, come è stato detto da Don Totoni e da tanti altri, la propenderei per ripartire da noi. Giù coraggio di un'amministrazione dei vizi, non dei oras, dei vizi, secondo me parte da qui. Mi permetterete di darlo questo consiglio? Cioè, io ripartirei dal farci come amministrazione comunale, dal farvi ovviamente come amministrazione comunale, guida veramente in tutti gli ambiti possibili e immaginabili per indirizzare l'agropastorale bitese, che è una grande risorsa, perché quando portiamo gente da fuori non narrano: ma è possibile che questi devono operare, ognuno deve operare per proprio conto? Non fa andata da nessuna parte, l'ha dimostrato, no? Una ditta ti blocca sul latte, arrivederci, grazie, siamo stati in crisi. Non è così. Allora, l'agropastorale può essere guidato in una forma nuova. Tutti i tecnici a disposizione che potete muovere possono essere utilizzati in questo modo? Io vedo questo, perché chiudo dicendo tre operatori, chiamiamoli operatori, tre operatori che dovesse assumere un pastore, un allevatore che oggi veramente lavora bene, non chi travaglia che oie, perché oggi sono in forte difficoltà, ma chi va tutta a travagliare bene, assumendo tre, noi steso massimo, assumendo tre operatori, moltiplicateli per quanti allevatori abbiamo, altro che parlare di entrate alla gamesa, ma noi stiamo investendo sul nostro futuro, che è il nostro passato, su un futuro che parte dal nostro passato, che la nostra gente riconoscerà e non condannerà mai. Staranno meglio loro e staremo bene noi, perché torneremo a vivere della nostra terra e delle nostre risorse. Grazie.